Wow, c'è tipo l'aria ghiacciata. Vabbè, iniziamo. Buongiorno Italia. Perché anche i furgonetti al BB per cui fare retro? Tu sentirmi e dicevi, ma così ho tutte ste anare qua? Invece no, sono io i furgoni. Che prima mattina ci voleva. Guarda, ogni paesino ha il suo parco enorme. Era qua un altro parcheggetto che mi ero segnato, è sempre vista mare. Che razza è il mini faro? Mini faro eppure in disuso. Wow. Che ficcata. Mi è venuta proprio la scimmia di prendere la Osmo 4 e che il primo centro commerciale è ad Ader, a Barchetta del Popeye. Pausa che devo rispondere a 2 clienti. Guarda, mi metto proprio qua davanti alle barchette. Guarda un campo da golf in riva al mare. Pensa che non credo sia questo, però in questa zona nell'Ayrshire che qui c'è il campo da golf più antico al mondo, anche perché ricordo che il golf è stato inventato in Scozia, era uno sport molto sentito dagli scozzesi, tanto che al tempo lo stavano anche per bandire perché la gente scaricava le sue energie psicofisiche sullo sport anziché caricarsi di rabbia per la guerra. È vera sta roba, documentata. Guarda come costruiscono le case, quei tocchi dei Lego, niente spazzeringozzi, che ho le braghe normali, no spazzeringozzi, ho ancora tappi nelle gomme. Diciamo che se esistessero un po' più di lavanderie automatiche avrei anche più cose da mettermi. Ho un messaggio della Alessia, aspetta, le rispondo da sotto sto albero in fiore, rosa, frufru. Good morning! Visto come sono sempre tutti rispettosi, anche se i cani sono buonissimi e abituatissimi, li fermano sempre quando arrivano biciclette o passano persone. Queste sono cose che non vedi su YouTube, tieniti duro. Cazzo, hanno chiuso, però guarda, hanno chiuso perché è un edificio pericolante. C'è un vecchissimo castello abbandonato, così. Però magari secondo me, se tu giri un pochino... No vabbè, renditi conto dove siamo, guarda Corvi. Guarda Corvi, che storia, guarda che roba, guarda che razza di edificio imponentissimo. Comunque dicevo, se giri un pochino, certo che l'entrata la trovi, no? Wow, 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 wow. E qua sono caduti i gradini. Direi che già essere riusciti a entrare è già qualcosa, insomma, ecco. Ok, come l'ho detto. Dove fanno i festini. Wow. Wow. Wow, sì. Ovviamente è diventato un posto dove i ragazzi ci fanno i festini, insomma, ecco. Un castello abbandonato. Cioè, rendiamoci conto, Fioi. Rendiamoci conto. Alle scale. Tanto vedi pavimento crollato, ceduto. Via, fa un po' di paura perché effettivamente ti dà quel senso di fragilità estrema. A volte lo sentivo anche sotto i piedi in certi punti. Wow. Che figata. Porti i gradini. Wow, cioè, secondo me, magari sbaglio, meno van life e più mountain bike, Fioi. La vita è oltre l'asfalto. Che esperienza bellissima, Fioi. Poi sai che da solo hai sempre quel brivido in più, anzi anche qui 30 brividi in più. Guarda che guarda, mamma mia, castei abbandonai, de qua, de là, a destra, a sinistra.
Mamma mia, wow, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, pezzi di storia medievale qui davanti a me, senza biglietto, senza nessuno, tutto per me. Grazie Stea, te voglio bene. Guarda qua che c'era il caminetto, vedi? 1679, vedi che scrivono sempre l'anno di costruzione. È una cosa che ho notato e che hai notato anche tu. Adesso esperienze strane, c'è nulla magari di ultra mega eclatante, wow! Però cazzo, cioè trovarsi così con un castello in mezzo al niente del 1600, capirai che insomma non è roba da poco, no. Urco, sì, aspetta, no, è doveroso dire dove siamo. Allora, questo castello, per quanto ti possa sembrare assurdo, non esiste neanche su Google Maps, cioè lo puoi vedere solo da satellite, non ha nome, non ha niente, ok? Completamente inesistente. Quello che abbiamo visitato prima invece era il Dalkuharran Castle e siamo sempre sotto Girvan nell'Ayrshire. Ci arrivi ovviamente tramite stradine, quindi sì, mountain bike o ti studi un attimo il parcheggio più fattibile e poi insomma una bella camminata. Senti i corvi, comunque guarda, non è tanto distante, vedi? Te lo cerchi su Google Maps, vedi le rovine e in parte vedi a questo fossato, questo ruscello. Tutto wow, che simpatici paesini, sì, tutte queste cosine, queste stradine che sto facendo, ok, me le sono studiate, me le sono create io col Komoot con vista satellite in base ai punti, ossia le cose belle da vedere e in base anche al tipo di strada, ok? Quindi nella vita fioi ci vuole organizzazione, altrimenti ti scivola tutto dalle mani. L'ennesima chiesa abbandonata. Che storia. Confermo, quando ti incroci con i trattori ti fanno tutti così, è proprio il loro modo di dire grazie, mentre le auto no, le auto ti salutano con la mano così. Primavera, metto via la baretta, così intanto ti vedi com'è il traffico in Scozia. Ora sto anche riorganizzando un attimo il lavoro perché mi sono ricordato che effettivamente avevo già provato a fare mattina me stesso, quindi giri in bici eccetera, e il pomeriggio lavoro e pomeriggio e sera lavoro, solo che dopo il pomeriggio e sera, dopo tutti questi stimoli, attività fisica, sei stanco e quindi produci meno, cioè a parte produci meno, sei meno invogliato. Quindi adesso riprovo a fare tutta la giornata dedicata al lavoro, perlomeno dalla mattina appena sveglio fino a quando ce n'è bisogno, e poi cioè, tutta una giornata intera al divertimento e al relax, insomma, ecco. Vaffanculo che tremo, mi ha tagliato un fagiano, si è messo a urlare vari fioretti mentre mi mette conto del fagiano. Porca puttana, è proprio vero, gli stupidi come un i faiani. Pensa che questa specie di torrente si chiama acqua di Girvan, Water of Girvan, sapete che nome? Come dire acqua di Venezia, il nome del canale, acqua di Venezia. Ma che cartolina fioi però, cioè guarda, quel ponte antico in pietra, sti alberi, wow, tutti sti campi pieni di fiori, stradine d'esterrato, wow. La mia qui è a camomilla, boh, ci sono sti fiori allora che sanno da camomilla, ci sono case, sa da tipo cipolla. Pare che quando passo vicino a quelli gialli, no, sanno da erba questi, erba nel senso erba normale. Che cazzo di cartolina è? Anche il laghetto, guarda che roba, guarda fioretti, guarda. Dai, ma che posto è? Non ho parole. Che posti ragazzi, mamma mia, qui Osetti che canta, che svoia, pazzesco, pazzesco, cioè il paese della primavera proprio, wow, 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 ho detto wow, sì, mi pare sì. Questi, guarda che spettacolo, adesso non so GoPro che combina, ma guarda che spettacolo del fiore. Duck eggs, uova di anatra. Piegore, ciao Piegore. Guarda cosa c'è qui. L'ennesima chiesa abbandonata con relativo cimitero. Wow. Wow, peccato che le chiudono. Rovina un po' l'atmosfera. Secondo me, insomma, ecco. Wow. Wow, guarda, senza tetto, bellissima. Guarda che mistieri. Che robe strafighe. Sì, peccato per sta barra, però se va di moda la sicurezza,
non far ammazzare i bambini, vabbè, seguiamo le mode. Aspetta che sia questa la strada magica, mi sa che questa Fioi la stiamo facendo, guarda sta andando avanti di brutto ma mi sembra salita, vediamo, eh sì è questa, cazzo è vero, incredibile, non so se percepisci in GoPro, vedi tutto salita, guarda la bici, guarda i piedi, la bici sta andando avanti da sola. 3 pecore, ciao pecore piccole, no che belle che siete così piccole, guarda e che scampa e si susteghe e tu arrivati Fioi, sono aggiunte altre case a fianco alla mia, ora van live, pranzo ed emigro. Any of the bottom pitches? Yes, Where it's more level? yeah, it's not a problem for the level, it's perfect that one. Yeah. Yeah, thank you very much. Take the best one for you. Ok, thank you. Can I pay in advance? Yes. E qua abiterò in una fattoria. Mi metterò là. Avrò anche a vista delle mer. Che non sarebbe merda, sarebbe il mar in francese. È così che si dice così. Questa è a fattoria. Allora, il ragazzo è anche molto gentile, la signoretta un po' meno, nel senso che dice o te me paghi in nero o niente. Allora vabbè dai, ho 4 pound, mi carico l'acqua e poi vado in libera ad Eara a sto punto. Quindi io ho visto che nella mia vita quando le cose iniziano male finiscono male, quindi o trovo un parcheggio in libera qui, se no vado direttamente ad Eara e salto Maybole. È brutto dirlo, ma sono quasi felice di aver saltato qui perché non va internet, c'è un 5G farlocco, cioè, non riesce a aprire niente, non riesce a fare niente. Io oggi pomeriggio ho un appuntamento di lavoro. Oh, però fermo un fio dei conti, no, giusto così, perché sai, è interessante anche farlo. È vero che sono passati anni, però io pagavo di affitto in una casa, cazzo, con vista mare, in centro ad Eara, quindi quartiere storico, famoso e di valore, 50 pound a settimana, che sono tipo 60 e qualcosa euro. Comunque, 50 pound. Per andare in un campeggio paghi dalle 30 alle 40 pound al giorno. E però il camper è tuo. Cioè, capito? Tanta roba. Ah sì, ecco, in quei 50 pound erano incluse le bollette e l'uso degli elettrodomestici, tutto quanto, tutto. Io alla fine i carichi dell'acqua li pago sempre la metà perché ho 2 serbatoi, quindi carico il doppio. È il solito discorso, più risparmio da una parte, più spendo da altre. E via a prendere l'Osmo Pocket 4, se ce l'hanno. Ok, tecnicamente siamo ad Eara, solo che è tutta di là, quindi non sono ancora emozionato perché non riconosco niente. Forse questa parte di strada che è la A76, che mi portava all'aeroporto di Glasgow Stansted si chiamava, una roba del genere. All'epoca c'era la Ryanair con i voli a 0 centesimi o 1 centesimo e era l'anno che era proprio uscito l'euro, quindi quando in Italia c'era sia la lira che l'euro, e quindi pagando solo le tasse dell'aereo pagavi 20 euro mi pare andata e ritorno. Questa è l'area del centro commerciale, non c'ero mai stato ma rimediamo ora. Noi dobbiamo parcheggio qua, noi dobbiamo andare qui da Currys, dovrebbe essere quello che ha le cose informatiche. Poi prima di andare a vivere ad Eara devo ricordarmi, visto che sono in camper, che sono su ruote, di trovare una lavanderia per strada. Ok, ho preso il kit Creator, mi sono svenato, arriva venerdì, oggi è mercoledì. E l'Asda sarebbe il supermercato dove andavo una volta a fare la spesa, solo che adesso non c'è più, si è trasferito, probabilmente si è trasferito qua. Ecco, voglia scaffali di M&M's. Punti interni, non esistono le fette biscottate. Capisci perché la gente va sempre a bere fuori, cioè la birra al supermercato ti costa come andarla a bere al pub, Gusti di Pringles che da noi manco esistono. L'Ironbrook è la loro bevanda tipica con la grafica originale. Spero di ricordarmi di prendergli questa a Giacomo al ritorno, perché altrimenti no, ci sono quelle normali. Sì, questa ovviamente certo che non ricordo, però quella con la grafica originale in velocità, chissà senza microfono come che registra. Patatine.
rucola, tortelloni, prosciutto e formaggio, cracker multicosi o le fette biscottate non esistono. Questi cioccolatini che se non li mangio li porto a Alessia o a mia nonna o non lo so. Mozzarella 1, mozzarella 2, salame, bistecazza, nascerloin, yogurt ai lamponi, è quello che prendevo sempre. 2 gamberi impanati, anche questi prendevo sempre, idem gli scampi. Una tovaglietta che se dimentico di prendere un souvenir dalla Scozia, ho questa tovaglietta per mangiare. Di bello ha che è più spugnosa, è un misto tra un asciugamano e una tovaglietta, quindi l'apprezzerò molto. Tennent's, che è la loro birra tipica. In più anche questa non so come cazzo si pronuncia, ma la Pale Ale è la birra più tipica che puoi prendere qui in queste zone. Quando è massa tipico ho preso anche questa irlandese. Latte per farmi il purè, carote perché ne avevo poche, ste M&M's strane, ce n'era di 2000 tipi, patate e altri 2 biscottini. Non dico il prezzo, è una fortuna qua a fare la spesa, mamma mia. Guarda questo qua, il camion camperizzato. Andiamo a vedere se è vero che c'è la laundry. La laundry sarebbe la lavanderia. Ah ok, eccola qui. Beh, posso parcheggiare anche in strada, accidenti. Dentro qua, anche massa. E qua qua laundry. Sì, dai, vado a prendere subito la mia abitazione. La lavanderia con il parcheggio qui è proprio il massimo assoluto, insomma, ecco. No, perché ho, diciamo, lavori urgenti da seguire. Allora era qua, subito qua davanti, adesso porto dentro e mi accendo il computer in modalità ovviamente portatile, non mi metto il monitor e tutto quanto, e così lavoro nel tempo che si fa la biancheria. Anche perché guarda che disastro che ho in bagno. Adesso la metto nella laundry bag, guarda, le hanno scritto e via. Tutto butto a lavare, anche a coscienza, tutto proprio. Che tutto estremamente costoso. 53 minuti, ok, lui l'unica cosa che non ho capito è se mi mette il detergente o no, perché qua mi dice add detergent. Ho paura, no, forse devo prenderlo, mi fa solo acqua. Abbiamo buttato via 11 sterline, un'ora di tempo e dopo, cazzo volete che vi dica, dopo rifarò. Il problema è che se è questo, perché fabric softener significa, forse intendevano questi. Scent booster, cazzo, questa è l'ammorbidente. Vabbè dai, ho messo il timer, ciao, arrivederci. Vabbè, sono un cretino io, perché la fretta fa fare ste robe, perché devo chiamare dei clienti. Guarda, qua sopra c'era da mettere il detergente, uno di questi sarà quello, l'ammorbidente. Ario qua andava messo, Dio santissimo. Va bene, dai, vado a sentire i clienti e trovo un banco, ma adesso non è contactless, torna in Dio. Ma boh, forse c'era, non capisco, adesso annuso pranzo e ceno, perché mi sono dimenticato di pranzare, porca troia. Che palle. Pensa la gente fuoretta, quella che viene sempre a usare la lavatrice a gettoni, che do coglioni, anche perché non nato al campo, non possono stare fuori parcheggiati e avere la casa con tutte le sue robe dietro. Test, snasamento. Ok, sì, adesso sì, è tutta un'altra roba. Cazzo, perché in Scozia è tutto caro impestato, ma mi è costato come una cena di pesce lavare e asciugare qua. Ciao, per me è un po' tipo il ritorno del gladiatore a casa, solo che invece di avere il campo de frumento, che abbiamo visto quella volta nel video a Pienza, ego il mare. È la vita che volevo. Sono ad Erma, io di questa zona qua non mi ricordo niente, zero, cioè non ci sono passato io di qua. Beh, oddio, 3,5 km al posto dove devo andare. Poi casa mia, insomma, chissà, sarà altri 2 km. Oh Fioi, lo dico subito, non è che deve piacere questo posto era il paese dove abitavo io, quindi per me ha un valore sentimentale infinito, era il motivo per il quale, insomma, sono venuto in Scozia, ecco. Questa zona non la conosco, ma mi pare dove che abitava Mauro. I brividi. Pensa, ecco, questa cosa qui che stai vedendo ora, io la vedevo tutti i giorni andando a lavorare. Mauro, guarda, no, Mauro si monfia più a destra qua, però, sì, perché mi sottegno fuori. La nostra zona era dopo quella specie di porticciolo lì, dopo quella cosa bruttissima che vedi al centro. Tutto come da programmi, la vista non è niente di che, ma comunque, ripeto, insomma, non fa da cagare lavorare comunque vedendo il mare, le albe, i tramonti, quell'isola là che non mi ricordo cos'è. Quello che interessa a me è essere attaccato alla mia ex casa e a tutto il centro, i negozi che conoscevo, i locali che conoscevo e via discorrendo. Quindi ora niente, metto gli oscuranti qui e starò tipo stanziale per una settimana, 10 giorni, quel che voglia, insomma.
Allora, fatemi pensare. Io direi di procedere così. Lascio qua la macchina fotografica e la necessità di creare un ricordo indelebile oggi, perché oggi è la necessità di creare un ricordo, seppur indelebile, materiale, ossia su un oggetto, che è la fotografia, il computer. Voglio rivivere pienamente come vivevo una volta ed era bellissimo, senza smartphone, senza niente. Proprio voglio vivere così la mia casa, i posticini. Poi domani, i prossimi giorni, riusciamo e te li mostrerò. Ti mostrerò la mia casa, e i miei pub e tutto quanto. Ora lascio spazio alle emozioni. Vedi, a conferma che sono cose che restano dentro. Io ho mandato la posizione a Mauro, il mio amico che lavorava con me, e abbiamo anche convissuto nella stessa casa con altre persone per un periodo, e la sua risposta è stata Air o Air, chiamalo come vuoi, Home, e ti viene spontaneo, ti viene spontaneo. Ok, figlio, ho fatto tutto, è stato bellissimo, ho avuto vari brividi, due lacrime. Sono cose che chi ha la fortuna di poterle provare, sono difficili da trattenere, e si chiamano emozioni, come diceva Battisti, no? Tu chiamale se vuoi emozioni, no? Qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Chiamale se vuoi emozioni. Uscire nella brughiera di mattina dove